Ma ciao a tutti amici, da Napoli 87 ragazzi, il Napoli vince per 2-0 contro il Rijeka. Questa vittoria è dedicata a Diego Armando Maradona, che è la prima partita nello stadio di Diego Armando Maradona. Lo stadio chiamato così è una cosa meravigliosa, giusto così. Questa partita è stata vinta per lui. Non c'è stata una grandissima prestazione da parte del Napoli, questo lo dobbiamo dire. Primo tempo mi aspettavo molto di più, non siamo partiti un granché, abbiamo tirato in porta senza trovare lo specchio della porta, qualche occasione da parte di Demme e Petagna che non riuscivano a segnare. Ci ha messo poi lo zampino Politano sul primo gol alla scomparsa di Maradona, viene dedicato da Politano che la spinge dentro grazie a una giocata di Zielinski. Ragazzi, che qualità Zielinski, lo ripeto, quando gioca Zielinski il Napoli sale di asticella, è un giocatore tecnico, non fa tanti gol ma spacca la partita, è il giocatore che ti apre gli spazi e crea occasioni da gol. Oggi l'abbiamo visto nell'assist per Politano. Secondo tempo il Napoli fatica a trovare il secondo gol, rischia anche qualche contropiede da parte del Rijeka, Meret ci mette i guantoni, poi il Napoli trova il 2-0 grazie alla qualità del Napoli perché subentrano giocatori di livello come Mertens, Insigne, Lozano, Fabian Ruiz, che anche Fabian Ruiz è andato vicino al gol, così come Insigne. Peccato per Insigne che è andato vicino al 3-0 in due occasioni. Sarebbe stato bellissimo vedere il gol di Insigne, infatti lui ci teneva tanto a fare il terzo gol, che ci è rimasto male. Infatti sarebbe stato veramente una meraviglia vedere il gol di Insigne, perché è un legame forte con Maradona. Insigne, essendo napoletano, e Maradona per noi è napoletano anche se nato in Argentina. Niente ragazzi, il secondo gol lo firma Lozano, che non solo quando subentra spacca la partita con la sua velocità, il suo dribbling, i suoi passaggi di prima, ha fatto veramente un grande gol a tu per tu con il portiere, gliela piazza nell'angolino e firma il 2-0. Poi Napoli, come vi ripeto, ha avuto le occasioni con Insigne per chiuderla sul 3-0. Però la partita finisce così, secondo tempo meglio il Napoli. Nel primo tempo abbiamo concesso qualche contropiede di troppo secondo me a Rijeka, c'è da lavorare sotto quell'aspetto, però un ottimo Napoli. Mi aspettavo però di più sotto porta, qualche gol di più, abbiamo sbagliato un po' troppe occasioni da gol. L'importante è la vittoria avvenuta, dall'altra parte la Z e il Real Sociedad hanno pareggiato. Questa vittoria è dedicata tutta a Diego Armando Maradona, che ci ha lasciato ieri sera, ragazzi. Niente, ragazzi. Grazie Diego, resterai sempre nei nostri cuori, non sarai mai dimenticato, resterai l'unico e l'inimitabile, il più forte di tutti i tempi. Un bacione Diego. Ole, 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 Diego, Diego, oh mamma, 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 oh mamma, 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 sai che c'è, mi batte il corazon, ho visto Maradona, uè, mamma, innamorato su Maradona, è meglio per lei, ci hanno fatto mazzo tanto per la ve, Maradona, è meglio per lei, ci hanno fatto mazzo tanto per la ve, Maradona.